Facciamo sciopero in provincia di Belluno per denunciare una situazione della condizione femminile nel mondo del lavoro che non solo non migliora, ma peggiora. Tra donne e uomini erano un centinaio i lavoratori scesi in Piazza dei Martiri a Belluno per gridare "Oggi non lo faccio", lo slogan simbolo dello sciopero rosa promosso dalla CGIL in occasione dell'8 marzo, con focus sulle disparità di genere in ambito lavorativo. È uno sciopero simbolico, ma è uno sciopero che vuole mettere un punto, vuole dire adesso basta, vuole dire a tutte le donne oggi non lo faccio. Per Veneto Lavoro il divario occupazionale di genere supera tuttora i 15 punti percentuali e se adesso si sommano disparità salariali, squilibrio nella gestione casa-lavoro e minori possibilità di carriera, risulta facile comprendere il perché dello scivolone dell'Italia che passa dalla già scadente 79esima posizione occupata nel 2023 all'87esima del 2024 tra i 146 paesi oggetto di monitoraggio del Global Gender Gap del World Economic Forum. Il gap salariale non accenna a diminuire. Una donna in provincia di Belluno potrebbe smettere di lavorare verso metà novembre, perché tanto dopo non la pagano. 5.374 euro di differenza salariale. La richiesta è quella dell'attuazione di politiche concrete per il miglioramento delle condizioni dell'occupazione femminile. Congedi paritari, lavoro in più per le donne e possibilità di far carriera anche quando diventano madri, possibilità di non essere limitate, possibilità per quelle donne che decidono di avere dei figli di non avere tutte le penalizzazioni che hanno adesso.